Sono ancora diversi i punti da rivedere, ma è pur sempre una prima bozza dell'atteso contratto di governo firmato Lega Movimento 5 Stelle. 39 pagine che toccano gli aspetti più importanti della vita sociale ed economica degli italiani. Occhi puntati sulle voci che riguardano l'economia, con quel reddito di cittadinanza al centro della campagna elettorale per le politiche, che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, e poi il ritorno dei voucher e la conciliazione sulle cartelle esattoriali. Una serie di capitoli e sottocapitoli che già non mancano di far discutere le categorie economiche e sociali. Critico Vendemiano Sartor, rappresentante degli artigiani, uno dei settori che più ha risentito della crisi e che attende con impazienza risposte dal governo che verrà. Ci sono elementi chiaramente più propagandistici che sostanziali, perché io credo che prima di parlare di aumento di costi sarebbe necessario parlare di riduzione della spesa pubblica, perché altrimenti questo Paese non può sopportare una ripresa che venga messa in discussione magari da economie sbagliate. In un territorio come quello veneto e trevigiano, spiega Sartor, a convincere davvero poco è il concetto di reddito di cittadinanza. Nei nostri territori la gente vuole trovare un posto di lavoro, vuole lavorare, non vuole vivere tra virgolette assistita a casa. Fino a quando non verrà posta la firma sul contratto definitivo non è possibile sbilanciarsi, spiega Paolino Barbiero del sindacato pensionati, ma qualcosa da rivedere c'è. Non si parla dei coefficienti per andare in pensione, non si parla delle rivalutazioni di chi è già in pensione, quindi ci sono alcuni elementi che vanno chiariti. Da capire poi cosa succederà con la legge Fornero. Noi l'abbiamo chiesto come sindacato di superare la legge Fornero, ma anche altre norme negative che, se non vengono tolte, non danno una risposta complessiva al sistema previdenziale italiano, perché ormai è una sovrapposizione di norme fatte negli ultimi 30 anni e ci sono molte incongruenze da mettere a posto. Questa è una formula di governo talmente inedita che non ci sono termini di paragone. Dobbiamo solo aspettare, spiega Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto. Per quanto riguarda le imprese, da sempre sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega hanno posto al loro interno del dibattito politico grande attenzione. Chiaramente rispetto alle aspettative delle singole categorie probabilmente c'è bisogno di un periodo di assestamento, vediamo cosa succede.